Siamo in attesa nella piazzola dell'elisoccorso che sta per essere inaugurato, si sta aspettando l'elicottero, siamo a Mezzanico con degli artefici o quantomeno persone che hanno collaborato e usufruiranno in qualche modo di questa piazza. Direi partiamo dal 118. Direi che è una bella serata, soprattutto significativa per questo territorio. Beh, sicuramente sì, in tutti questi anni ci sono state tante occasioni in cui ci sarebbe stata necessità dell'utilizzo di un soccorso notturno. Finalmente il progetto negli anni è nato, è stato faticoso perché è un progetto importante, è stato portato avanti, il nuovo avanza, ma non è solo che avanza, diventa realtà come stasera, dove poi assisteremo all'atterraggio di conferma, di prova della base di atterraggio. È veramente una pietra miliare nel soccorso sanitario ligure. Ecco, da sottolineare che il fatto che può operare di notte, difatti vediamo molto illuminato. Sì, soprattutto sul notturno, perché appunto è una risorsa che di notte mancava, e è stato fatto un lavoro veramente grande da parte di tutto lo staff del 118 Liguria, nei loro vari componenti, da parte della Regione. È uno sforzo importante perché chiaramente i costi ci sono, però sicuramente ci saranno dei ritorni per la salute pubblica, non indifferenti sicuramente. Fabio, questa serata 3 agosto 2022 rimarrà un po' nella mente di tanti volontari vostri della Croce Bianca Rappalese, ma soprattutto i cittadini di Mezzanico e dintorni. Sì, cittadini di Mezzanico, bisogna riconoscere che le comunità locali sono sempre molto attive, lo sono i nostri soccorritori, qui abbiamo Roberto Gandolfo, nostro ispettore di sezione, e loro sono stati, come dire, anche un po' il motore di questa iniziativa, perché insieme al sindaco Danilo Repetto e insieme all'aiuto della regione, delle istituzioni sanitarie, che naturalmente questo è un servizio per la sanità, hanno promosso un'iniziativa assolutamente bella e che fa sì che la Liguria si mantenga tra le regioni meglio organizzate da questo punto di vista. D'altronde l'orografia del territorio richiede delle strutture di questo tipo. Se vogliamo velocizzare il trasporto dei pazienti particolarmente critici in strutture sanitarie di riferimento più importanti, occorre far intervenire anche gli elicotteri. Parlava Fabio di Roberto, insomma sul territorio, un po' il ruolo tuo. Sì, sul territorio bisogna ringraziare, come è stato detto in precedenza, le istituzioni, il 118, l'ASL e tutti i vari enti competenti per essere riusciti a fare questa bellissima piazzola del soccorso. Noi nel nostro piccolo come sezione abbiamo contribuito anche noi con l'appoggio ovviamente della nostra sede, e grazie a Fabio Mustorgi che tengo a ringraziarlo. Cerchiamo di fare il possibile per la cittadinanza, per chiunque, ho collaborato anche con la Croce Verde di Borzo Nafco e con gli altri enti, perché è così che bisogna fare. È un periodo estivo, è sempre un problema, no? Il pronto soccorso, abbiamo avuto modo anche in queste settimane di parlarne, si parlava di 200 ingressi al giorno, insomma siete sempre molto impegnati. Sì, l'estate è un posto chiaramente turistico, quindi l'estate ci mette sotto pressione, noi, in particolare noi del pronto soccorso chiaramente. Io credo che la popolazione del Tigullio diventerà 3, 4, 5 volte forse quella abituale, per cui le chiamate e i ricoveri in pronto, gli accessi in pronto chiaramente aumentano. Tutti gli anni le strutture scricchiolano perché chiaramente si mette sotto pressione il personale, le risorse che ci sono, però bene o male si riesce a uscirne vivi a fine stagione. Insomma. Anche perché Fabio c'è un grosso lavoro, questa è la dimostrazione questa sera, di portare il soccorso sul territorio. Il 118 sono bravissimi, arrivati insieme a loro, poi certo che quando arriva il paziente, il malato al pronto bisognerebbe che ci fosse la stessa attrezzatura e tanti anche medici. Ma attrezzature medici c'è, il problema semmai è un'educazione maggiore al cittadino per un accesso appropriato al pronto soccorso e forse, questo lo si dice sempre in tutte le riunioni, una medicina di territorio sempre più adeguata ai bisogni delle persone che magari si spaventano, sono fuori regione, sono in un posto dove non conoscono, non hanno grossi riferimenti e quindi cosa fanno? Vanno al pronto soccorso. A noi capita anche di notte vedere delle chiamate, assistere a delle chiamate veramente così un po' originali, mi fanno male i piedi,
andiamo in pronto soccorso. E vabbè, le faranno male i piedi, ma credo che i piedi possano anche aspettare fino alla mattina. Adesso ho detto una cosa perché è capitata proprio l'altra notte, eccetera. Ma io credo che su questo ci sia da fare un grosso lavoro di informazione, ma partendo anche dalle scuole, l'appropriatezza nella sanità. E sono soldi, sono risorse nostre che si sottraggono poi ai cittadini, perché potrebbero essere spese anche in altro modo e non basta mai, Quindi occorre veramente, secondo me, fare una grossa sensibilizzazione su questi argomenti. Quando è che bisogna andare al pronto soccorso? Ma allora, io dico sempre che purtroppo e per fortuna chi gestisce il soccorso è un professionista, il paziente non è un professionista, almeno nella maggioranza dei casi. Quindi io sono d'accordo assolutamente con Fabio Mostorgi sul fatto che bisognerebbe fare fin da piccoli, perché poi è un'educazione che paga negli anni, l'educazione sanitaria, e insegnare alle persone quello che effettivamente sono le emergenze, quelli che sono i pericoli per la salute, no? Nel senso, è chiaro che pretendere questo da una persona che non è dentro il sistema, che non è del mestiere, diventa complicato. È anche vero che è importante capire che non si può avere tutto subito, e quando il sistema popolazione diciamo, pretende questo, finisce per intasare i pronto soccorsi, e quindi poi questo giustifica le attese di 7-8 ore che ci possono essere per i codici verdi, che non dimentichiamo ci sono codici che testimoniano un non pericolo di vita, ecco, nel senso. Quindi bisognerebbe imparare un po' queste dinamiche che ci sono, far pubblicizzare un pochettino di più cosa significa essere un codice verde, cosa significa essere un codice giallo e a maggior ragione un codice rosso, per sensibilizzare la popolazione proprio su questi aspetti. Intanto di dietro, non so se sono tutti di Mezzanico, saranno anche di Rapallo, ma vediamo tanti volti e divise di volontari di voi. Devo fare un grandissimo ringraziamento a questo piccolo, perché purtroppo i numeri sono quelli che sono, questo piccolo grande gruppo, perché veramente stiamo facendo di tutto e di più per cercare di essere sempre vicini a chi sta male, a portare gente, a fare i pazienti, a fare le visite, perché lo amiamo fare il volontariato, lo faremo sempre il possibile. In quanti siete nella sezione? Guardi, all'incirca una trentina, 30-40. Il problema sono gli effettivi, perché comunque gente che lavora o che va via da una parte all'altra, pochi ma buoni. Fabio, direi che per un comune come Mezzanico avere questo gruppo è tanta roba. Sì, è sicuramente un bel risultato, sono molto bravi, ma sono anche molto bravi perché hanno superato quelle che erano barriere che fino a pochi anni fa sembravano insormontabili. Quindi c'è una bella collaborazione con la Croce Verde di Borzonasca, le pubbliche assistenze in generale collaborano molto bene tra loro. Io ricordo maggio 2020, quella bellissima celebrazione, la messa a Montallegro, c'era anche Roberto Sanna, alla fine della prima fase, se così possiamo dire, della pandemia, e abbiamo avuto il coraggio tutti quanti insieme, credo che sia stata un'occasione più unica che rara, Pubblica Assistenza e Croci Rosse, celebrare all'aperto sulla scalinata del Santuario di Montallegro una bellissima celebrazione a Santa Messa, che per noi è stato anche un momento proprio di dire grazie alla Madonna, eccetera, ma anche di stare insieme con un pochino più di serenità. Ecco, non abbiamo citato chi magari ha collaborato in maniera determinante, tra l'altro siamo già in par condicio perché con le elezioni ormai il 25 settembre, non intervisteremo, siamo sempre nelle elezioni, non intervisteremo il sindaco. Possiamo dire, sicuramente tu sai Fabio chi bisogna ringraziare per quest'opera? Il sindaco. Il sindaco. Bisogna ringraziare il sindaco che è un motore che viaggia sempre a pieno regime, è finita una cosa e ne pensa un'altra. Io Danilo, e devo dire che ecco, l'accoglienza che abbiamo avuto qui, Mezzanico ci ha cercato, non siamo noi che siamo venuti a Mezzanico. Sì, che poi ripetiamo, l'abbiamo già detto, ma è l'occasione. Come mai Rapallo, Croce Bianca a Mezzanico? È venuto Danilo, poi alcuni amici qui di Mezzanico ce l'hanno chiesto e noi siamo rimasti anche un po' perplessi all'inizio perché non abbiamo neanche detto subito di sì, perché abbiamo cercato di capire
quali erano le Si può dare sempre di più. sì, però bisogna stare anche attenti a non creare, come dire, troppe bandierine, perché non va bene. Ecco, allora se c'è un reale bisogno, ci è sembrato che questo reale bisogno ci fosse, abbiamo cercato però di legare subito con gli altri colleghi, mi sembra che sia stato fatto molto bene. Insomma, bisogna cercare di tenere un ambiente sereno, che impegnato, ma sempre senza fare gare, che non è il caso. Il territorio va curato, ma senza fare gare, insomma. Allora, intanto stiamo aspettando, vogliamo in diretta sentire il rumore, vediamo se riusciamo. 15 minuti penso che ormai. Ancora 15 minuti. Sì, penso di sì, perché guarda, se possiamo comunicarlo. È qua così, praticamente è al centro, sta facendo la rotta via mare per arrivare qua nei pressi, taglia dritto per dritto. Bene. Allora, 2 notizie tecniche su questo elisoccorso. Allora, dal 1° luglio abbiamo la base operativa ad Albenga che fa anche il volo notturno. Sono 2 anni che è diurna, dal 1° luglio è operativa anche di notte su tutto il servizio regionale. Abbiamo visionato 70 piazzole, questa è la 41esima che certifichiamo in volo notturno, dunque vuol dire come servizio 118 Liguria, parlo da Imperia alla Spezia, possiamo dire che al cittadino diamo una bella risposta. La cosa che è importante è che abbiamo avuto una grande risposta dalle amministrazioni comunali, dalle pubbliche assistenze, Croce Rossa, ma soprattutto dalle amministrazioni comunali, che a lettera inviata per collaborare e trovare dei siti idonei, perché cambia tutta la procedura da diurno a notturno, abbiamo avuto, ripeto, una bella risposta, e come questa sera a Mezzanego, che sottolineo hanno fatto un gran lavoro, possiamo dire che ci portiamo a casa come servizio 118 una risposta importante per il paziente. Oggi l'elicottero sì che avrà 30 minuti di volo da Albenga, perché la base è ad Albenga, ma nel frattempo che l'ha chiamata, il 118 la gestisce, manda l'ambulanza o anche l'automedica, o meglio anche sempre l'automedica. Che cosa c'è? Che sul paziente, quando si arriva e si decide che è un paziente da centralizzare per patologia, per traffico, chiamiamolo come vogliamo, l'elicottero arriva qui, atterra qui, in collaborazione con i colleghi che ha sul posto, stabilizzano il paziente e lo vanno nell'ospedale idoneo da poterlo portare nei tempi migliori e brevi. Questo alle mezzogiorno su una procedura, a mezzanotte su un'altra procedura, ma la risposta è importante a tutta la vallata della Liguria. Naturalmente la valutazione del malato viene fatta subito, perciò non è che perché siamo a Mezzanego andata alla Bagna, si può andare dove serve. Dove serve, dove c'è la presunta patologia. Poi è San Martino per noi. Poi San Martino, può essere Villa Scassi per un centro congestionati, menzioniamo il Gaslini per un bambino, questo mentre l'operatore del 118 fa un'interrogazione telefonica e classifica un codice di intervento e il collega invia l'ambulanza e il medico, l'automedica, si muove anche la macchina di attivare l'elisoccorso. Questo è una patologia a tempo dipendente o su una dinamica importante per poter raggiungere al più presto il paziente, ma soprattutto centralizzarlo al più presto nell'ospedale idoneo di competenza sul servizio regionale. Ecco, cosa cambia ad esempio un servizio di pronto soccorso, di pronto intervento con la presenza dell'elicottero? Sicuramente i tempi cambiano decisamente, perché il tempo che necessita per portare un paziente in pronto soccorso diminuisce in maniera vertiginosa. L'altro giorno è stato il nostro secondo in realtà, il primo purtroppo era un paziente deceduto, il secondo intervento notturno, c'è stata una grave emorragia ad Amborzasco. Chiaramente a Amborzasco solamente per arrivare alla Bagna ci vuole più di un'ora, portarla a San Martino, che era l'ospedale di destinazione, ci voleva sicuramente 1:40 almeno, è andato l'elicottero e è stato portato subito al San Martino. Ecco, sul nostro territorio parliamo del Levante, ce n'è un'altra piattaforma così a Cicagna, mi sembra che non è tanto. Noi abbiamo la zona dell'entroterra è abbastanza coperta, perché abbiamo quella di Cicagna come piazzola sulla Val Fontana Buona, abbiamo sulla zona della Val d'Aveto, a partire da qua da Mezzanego, poi abbiamo Farfanosa e il campo sportivo di Santo Stefano d'Aveto. Dalla zona della Val di Vara abbiamo Varese Ligure campo sportivo, Tavarone campo sportivo e abbiamo Sestri Levante, abbiamo Caro in valutazione, se anche quella riesce ad entrare come piazzola notturna, diciamo che noi la zona è coperta. Siamo coperti. Sì.
Sì, è stata un'attività intensa in questi mesi, è un lavoro lungo anche perché comunque il reperimento di alcune materie prime come i faretti non arrivavano mai per via dei problemi che sappiamo in generale, però siamo riusciti anche grazie anche al nostro operaio Mauro Massa del comune e al signor Ademio che è un altro collaboratore che svolge attività e comunque siamo riusciti in questi mesi a sistemare l'area, poi a fare la pittura del cerchio che vedete dietro di me, che è il simbolo importante dell'H di elicottero, mettere i faretti, anche piccoli dettagli magari banali, lampioni piccoli, le tabelle, insomma è stato un mix di attività. Poi come è già stato detto si ringrazia anche la Croce Bianca di Rapallo che ha fornito il materiale dei colori appunto della scritta dell'H, altre associazioni hanno coperto in parte le spese delle tabelle, l'osservatore Raffaelli, la manica a vento della bandiera che c'è qua dietro, insomma un po' tutti una realtà che ovviamente è un servizio che si spera di non usarlo mai, ma comunque è a servizio di tutta la Val Sturla e non solo, tenendo conto che l'idea è anche di mettere una vasca AIB per essere anche utilizzato per scopi di antincendio boschivo, una vasca che comunque aiuta, fa da filtro per possibili mai incendi boschivi è sempre un altro ulteriore soccorso in più per la popolazione. Allora, cosa fate alla Croce Bianca? Io sono volontaria e faccio la cuoca. Beh, importantissimo. Per Tu la hai detto croce. di portare delle autorità. Allora, per me queste sono autorità. Perché sì. Senza di loro Sì, i volontari. sono autorità ma con la A maiuscola, perché senza di loro non ci sarebbe l'anima della pubblica assistenza. Maura e Rosa e Maura sono sempre presenti, fanno da mangiare, tengono sul morale dei ragazzi, dicono ragazzi volete mangiare bisogna che fate il turno perché se non fate il turno non vi diamo da mangiare. E questo è un modo simpatico per, no? Ma qual è il menù? Buonissimo, buonissimo. Ma cosa fate soprattutto? Cosa fai di lui? Ravioli, lasagna al forno, tagliarina al cinghiale, fritto misto all'italiana. Vabbè, invitato un po' anche Telepace. La prossima, se tutto va bene, dovrebbe, se il sindaco ci dice che ci aggiusta la tettoia, Questo bisogna aggiustare la tettoia. al 9 di ottobre facciamo la castagnata. È invitato. Bene, con cuoca. La cucina è la mia. Grande E che cuoca, grande cuoca. E lei signora aiuta? No, io sono, insomma, per carità, io ho un'età che ormai... Ma siete tutte donne in cucina o qualche uomo? No, non tutte donne, io ho il mio staff. Ah, immagino Fabio, che bisogna stare distanti. Ma bisogna chiedere permesso perché se si busca altro che... Vogliamo ricordare nei vostri volti tanti che insomma nelle pubbliche assistenze Croce Rossa e Fabio lavorano e fanno anche questo tipo di lavoro per tenere unite le truppe. Sì, l'elicottero sull'app abbiamo visto che è davanti a Portofino, dunque è uno stimato di pochi minuti ormai a arrivare sulla zona di Mezzanego, fare una valutazione primaria sulla piattaforma per vedere che non ci siano ostacoli o problematiche. Non ci sono, ma in caso di realtà di intervento che non è presidiata e l'ambulanza ancora impegnata, l'elicottero fa una valutazione per vedere che non ci siano problemi di atterraggio o ingombri o pericoli e dopodiché fa la procedura in notturna per poter atterrare. Ecco, dicevi sulle luci che bisogna valutare se spegnere qualcosa. Sì, è un impianto nuovo, dunque è una piazzola nuova e la certifichiamo proprio per questo. Per avere la certificazione bisogna provare tutto, testarla tutta e l'importante sono le luci. Le luci sono un bel impianto che avevamo già descritto sulla relazione fatta, ma soprattutto da provarle perché lavorando dall'elicottero con i visori notturni NVG è da valutare che non siano né alte né basse che possono dar fastidio al personale tecnico di bordo. Come fa il pilota? Guida con la sua vista e poi ci sono delle cose tecniche? No, ha una cosa tecnica che sono proprio i visori notturni che lui vede come se fosse una giornata di splendore di sole, ma siamo in notturna, dunque gli permette di vedere bene il sito e tutto il percorso che fanno, ma se ci sono ostacoli
luci o addirittura lampeggianti che possono essere rossi o altri colori, non quelli blu perché sono stati certificati che quelli blu dell'ambulanza, automedica, carabinieri, polizia non danno fastidio, ma altri lampeggianti possono dargli fastidio e questo non permetterebbe l'atterraggio, dovrebbe reimpostare la manovra e cercare di arrivare sul posto senza avere problemi. Intanto penso che abbiamo la diretta della comunicazione del personale di bordo che a 5 minuti da questo momento l'elicottero è in atterraggio a Mezzanego, il personale sanitario che c'è a bordo. Vogliamo dire chi c'è. Volevo sottolineare l'equipaggio dell'elicottero. L'elicottero è composto nel volo notturno da 2 piloti, primo e secondo pilota, abbiamo un tecnico di volo che è il motorista e il vericellista, abbiamo un tecnico del soccorso alpino che è il personale che scende per primo e fa sicurezza in vericello sulla scena dell'intervento e abbiamo il personale medico e infermieristico. Questa è un'operatività H24. Che cosa cambia? Cambia che di giorno il pilota è uno solo. Questo permette di lavorare con un po' più spazio a bordo dell'elicottero, ma per le normative aeronautiche di notte servono 2 piloti per poter lavorare e manovrare in sicurezza sulle piattaforme, sui siti così certificati occasionali per il volo notturno. Ecco, l'elicottero è il solito che viaggia di giorno dei Vigili del Fuoco? No. E allora l'elicottero questo e i Vigili del Fuoco fanno base all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con una macchina operativa diversa nelle ore diurne o effemeridi d'inverno, sicuramente mezz'ora dopo il tramonto del sole e cambia un pochettino la riduzione dell'orario. Mentre questo qui è una macchina di una ditta privata, la ditta Air Green, che ha vinto l'appalto per la gestione dell'elisoccorso in Liguria. E questa è una macchina operativa, ripeto, con base all'aeroporto di Albenga, che fa il diurno e fa il notturno. Ecco, i piloti devono essere pratici del territorio, conoscere il territorio oppure in mezzo alla strumentazione uno imposta e arriva comunque? Diciamo che la conoscenza del territorio è sempre un vantaggio, ma oggi ci sono degli strumenti a bordo di questi mezzi che permettono, con le coordinate date correttamente dalle sale operative del servizio 118, con tutto il sistema che c'è di comunicazione e soprattutto di inserire su un sistema informatico le coordinate, praticamente ci porta a avere un vantaggio della macchina elicottero che si muove correttamente senza sbagliare posto. Ormai oggi viaggiamo normalmente già con le nostre macchine private, figuriamoci con una macchina così avanzata su una risposta che è immediata, arriva benissimo sul posto. La macchina che è ad Albenga, che è Grifo 1, si muove dalla chiamata del 118, in 5 minuti parte. Il vantaggio è che l'equipaggio di Grifo sono tutti vicini, hanno una comunicazione in viva voce e tutti sentono, il medico sente la parte sanitaria, il tecnico del soccorso alpino sente la parte tecnica, il pilota e il motorista sentono il posto per inserire le coordinate e gestire al più presto l'intervento dove bisogna andare. Ecco, questo è l'elistoccorso, è ritenuto da voi esperti, semplice come posizione, pericoloso oppure nella norma, piattaforma, ma anche la posizione, no? No, la posizione abbiamo fatto più sopralluoghi e ripeto con una grossa collaborazione del comune e della polizia locale abbiamo fatto più sopralluoghi per identificare questo posto. Alla fine è risultato idoneo che hanno fatto un gran lavoro perché hanno fatto tutta la parte cemento, la parte sicurezza, la parte impianto illuminazione, ma è idoneo perché è in una vallata che risponde bene alle esigenze dell'ambulanza, dell'automedica o del personale che ha necessità di andare a fare l'intervento. Ecco, si sente qualcosa? Mi sembra di poter confermare che si sente l'avvicinamento dell'elicottero, tanto noi ci spostiamo un pochettino che facciamo un po' di sicurezza e mi sembra che possiamo confermare che sta facendo la procedura. Guardiamo un po' se con Antonio riesce già a cogliere, si vede una lucina rossa e una lampeggiante bianca. Antonio riesce a vedere bene la parte elicottero, l'elicottero confermiamo che è in fase di atterraggio, al momento senza problemi sulla certificazione, lo diremo solo quando è a terra perché bisogna aspettare l'ok del pilota. Chi ha l'ultima parola è sempre il pilota perché in qualsiasi problema può decidere di
non fare l'intervento, di abbandonare il sito, di andare a scegliere un altro sito, perché ci sono situazioni di meteo piuttosto che di sicurezza che a volte ci sono degli imprevisti che bisogna giustamente non sottovalutare. Tra l'altro è notizia di quest'estate, di qualche settimana, che c'è stato un turista che è sceso un pochino prima dall'elicottero e una palla, insomma, c'è stato sì, decesso. appunto un problema, che lì non bisogna mai abbassare la guardia, non bisogna fare come si vuole davanti all'elicottero, bisogna sempre ascoltare il personale tecnico di bordo, di non avvicinarsi quando fanno segno loro, solo quando decidono loro di poter far avvicinare le persone e addirittura anche i soccorritori. Ci stiamo avvicinando sempre di più per poter garantire e certificare quello che è stato fatto in questi mesi di lavoro per rendere operativa la parte notturna di questo comune e di questa vallata. Arriva proprio sulla testa. Oggi arriva proprio sulla testa. Ci siamo dovuti fermare perché c'è stata una bufera d'aria. Sicuramente è una macchina, anche se è una macchina un po' più piccola, ma muove un sacco di aria, una macchina molto versatile, per la Liguria è una macchina super idonea che può atterrare in qualsiasi posto, ma sicuramente muove tanta aria, tanta polvere, è proprio per questo che si raccomanda di essere sempre in sicurezza quando si fanno certe operazioni. È emozionante il fatto che tutto questo per un'opera di salvataggio, di soccorso. Questo è molto emozionante da chi lo gestisce, a chi c'è a bordo, ma l'obiettivo è sempre il paziente. Per chi fa questo mestiere l'obiettivo è il paziente, dare una risposta immediata a quei mezzi migliori che ci sono, più idonei che ci sono, per andare nell'ospedale più velocemente possibile, per poter salvare delle vite, che è il nostro mestiere, lo facciamo con una grande volontà e capacità, perché penso di poter dire che la professionalità oggi è molto evoluta in Liguria. Dottore, insomma, è un onore averla qua questa sera. Grazie, no, è un bel momento perché da tanti anni faccio attività di elisoccorso con i vigili del fuoco e con Grifo, quindi conosco molto bene l'importanza di questo servizio. Complimenti all'amministrazione comunale, ai tanti volontari che hanno contribuito a dotare di questa elisuperficie che serve per il volo diurno e per il volo notturno, molto importante perché in questa valle speriamo pochissimi casi, ma incidenti gravi, eventi neurologici, cardiovascolari gravi possono essere intanto soccorsi dai volontari in collaborazione col 118. Poi il 118 può attivare il servizio di elisoccorso se si rende conto che il caso è particolarmente grave, per raccoglierlo, portarlo in modo assistito e molto veloce nella struttura ospedaliera di riferimento, che può essere il Gaslini per la parte pediatrica, San Martino, Villa Scassi per i grandi ustionati. In sostanza rende disponibile tutte le strutture sanitarie della nostra regione finalizzate a salvare vite umane in momenti di grave rischio e di grave pericolo. Ecco, com'è la vita da medico infermiere sull'elicottero? Perché già quando partite non è un caso semplice, questo lo sapete per norma. Sì, ovviamente ci attiva il 118 e ci trasmette le informazioni preliminari, per cui incominciamo a ragionare e a raccogliere durante il volo le informazioni preliminari che ci permettono di lavorare assieme ai colleghi dell'automedica se sono già intervenuti, oppure pensare a come intervenire qualora non sia ancora presente l'automedica, perché per esempio siamo in condizioni impervie e quindi si arriva prima con l'elicottero. La collaborazione del 118, dell'equipe medico-infermieristica di bordo è essenziale, perché spesso siamo chiamati ad operare in zone molto difficili, impervie,
per cui l'allenamento, il training, l'intesa della squadra, sia tecnica di volo sia sanitaria, è assolutamente essenziale. E dunque, insomma, fate una grande squadra, ma rendete l'idea. Assolutamente sì, io ho la fortuna di lavorare sia in centrale operativa che in automedica, che adesso da un po' di tempo in elisoccorso, e mi accorgo ancora di più di quanto sia appunto un lavoro di concerto, nel senso che ognuno ha la sua parte fondamentale e imprescindibile per poi portare il malato nell'ospedale giusto e nel modo più opportuno. Dunque, come diceva il dottore, nel viaggio lavorate già, perché con la persona che è vicina al malato ci sono un mucchio di notizie che vi arrivano. Certo, assolutamente sì, appunto si fa un'anticipazione dell'intervento per arrivare sul posto già preparati, già con le idee ben chiare su cosa fare e il ruolo di ognuno, e poi anche col paziente a bordo ovviamente si può fare molto, ecco, anche in elicottero. Ecco appunto questo tema, credo che il paziente quando arriva a bordo, insomma, è già in una piccola sala importante di medica, no? Sì, bisogna prima preparare ovviamente il paziente a terra e quindi gestire le vie aeree, fermare le emorragie, stabilizzare eventuali arti fratturati, iniziare il monitoraggio. Dopodiché, una volta che il paziente è possibilmente stabilizzato o perlomeno gestito nel modo migliore a terra, si imbarca sull'elicottero, se è atterrato in modo ovviamente più facile. Se invece l'elicottero sta in volo stazionario, col vericello viene portata a bordo i sanitari e la barella e l'aerosoccorritore, il tecnico di volo, quindi la procedura è più lunga, più complessa e necessita una ottima intesa di tutta l'equipe, del vericellista, dei piloti, dell'infermiere, del medico, e poi a bordo ovviamente continua il monitoraggio del paziente, continua il trattamento farmacologico se necessario e poi lo si porta nell'ospedale che si ritiene più opportuno, sotto sempre la regia naturalmente della centrale 118, per trovare il posto libero giusto nell'ospedale più opportuno per trattare, come dicevo prima, un politraumatizzato, un malato neurologico acuto, un malato cardiovascolare acuto. Ecco, grazie per tutto quello che fate, e soprattutto questa sera abbiamo conosciuto due volti che a volte si vede l'elicottero, si pensa e non ci si riconosce, e soprattutto si pensa che insomma chi passa lì è messo male, ma abbiamo delle persone molto valide a bordo. Siamo allenati all'urgenza e cerchiamo ovviamente, siamo tutti equip mature nel settore dell'urgenza e dell'emergenza, e cerchiamo ovviamente come sempre di dare il massimo a tutela della vita umana. E soprattutto voi giovani imparate. Assolutamente, da chi meglio di... Siete fortunati ad avere un medico così. Per me è un onore, io ho iniziato pronto soccorso Galliera e quindi nel senso meglio di così non potevo andare. Allora comandante, com'è stato il primo viaggio qua a Mezzanico? Beh, è stato interessante, noi è proprio il primo, quindi per noi è proprio un collaudo, è andato tutto bene, un piccola modifica alle luci, ma hanno fatto un lavoro davvero encomiabile, sono proprio bravi, un bel lavoro fatto bene, ripeto, come ho detto a loro, che speriamo si usi il meno possibile, quello sicuro. Non possiamo dire che lei conosceva già la strada, perché è la prima volta. È la prima volta, a parte che sono bergamasco, ma la Liguria la conosco bene, ma qui è la prima volta che veniamo e davvero è stato facile venirci, perché è fatta davvero molto bene, una delle meglio riuscite, davvero. Ecco, ci spieghi qualcosa che noi non riusciamo, chiaramente è tutta la strumentazione, ma proprio di notte... Di notte sì, fa tanto la strumentazione, che però come tutti i computer sono stupidi, quindi lui fa quello che gli dici, ma devi dirglielo, e quindi non si può permettere di sbagliare. Di notte pilotiamo in due perché vogliamo in volo a vista, ma già messi in modo strumentale, perché se dovessimo entrare per errore, per mille motivi, in una nebbia o in una nuvola,
siamo già settati per poter volare poi solo con gli strumenti e con l'autopilota, e quindi vogliamo già così, e in più abbiamo anche degli occhiali, si chiamano NVG, per poter vedere di notte, sono degli evidenziatori di luce e vediamo quasi come di giorno anche con quegli occhiali lì. Ci porta un po' via la profondità, ma per il resto vediamo come di giorno, quindi sono molto comodi e sicuri. Vi abbiamo visto arrivare, no? Tra l'altro 3 luci, una bianca, una rossa e una verde, perché insomma rappresentavate anche l'Italia. Giustamente sì, sono le luci normali di navigazione, ma è sempre secondo me un bello spettacolo. Io sono ancora appassionato di volo, quindi è sempre un bello spettacolo sia da dentro che da fuori vederli arrivare. Ecco, voi l'avete visto, allora siete venuti giù con la strumentazione, ma a occhio avete visto l'elisoccorso? Sì, la piazzola, l'ultimo pezzo comunque lo dobbiamo fare a vista per forza. Fino a un certo punto vediamo il strumentale e la norma dice che da un certo punto, il punto di mancato avvicinamento, se da quel punto lì vedi visivamente la piazzola, puoi continuare ad andare ad atterrare visivamente. Se invece per costruzione di nebbia, di qualsiasi cosa, non vedi la piazzola, abbiamo una procedura di mancato avvicinamento che ci porta in sicurezza, lontana, e ci riporta in un certo punto dove possiamo aspettare che le condizioni meteo cambiano per eventualmente riprovare un altro avvicinamento. Invece qua alla prima? Alla prima sì, giornata bella, piazzola splendida, meglio di così. Questo sarebbe il casco con... Questo qui è il casco con gli occhiali che vanno inclinati così, messi in direzione sopra gli occhi. Questi qua sono doppia tecnologia, sono agli infrarossi e in più sono evidenziatori di luce, quindi sentono la differenza di temperatura dei vari corpi e evidenziatori di luce, nel senso che quella poca luce che c'è la aumentano tanto in modo che si riesce a vedere. Sommando le due tecnologie in quasi tutte le condizioni riusciamo a vedere bene. L'unica loro limitazione è l'umidità, quando c'è molto umido. Si appanna, no? No, si fanno tanti brillantini all'interno, brillano un po' troppo e danno un po' fastidio, e l'altro che l'angolo di visione è solo di 80 gradi, quindi bisogna imparare a usarli, nel senso che normalmente si sta fermi, cioè quando si vola di giorno si fa così, si vede qui e là, per poter vedere ovunque c'è una tecnica, bisogna fare così, battere, scendere di qui, poi sali, continuamente muoversi in questo senso per poter avere tutti i 180 gradi intorno, e quindi è un po' particolare perché loro hanno l'angolo di visione un po' piccolo. Però quando siete nel pieno buio e vedete con le luci che avete voi, possiamo vedere sia con queste che neanche guardare fuori. Il territorio viene illuminato? Assolutamente no, assolutamente no. Cioè questo abbiamo il faro di atterraggio e di ricerca per gli ultimi 200 piedi, 300 piedi di verticale. Prima dobbiamo per forza vedere con questi. Cioè, questi diventano, insomma, se si rompono questo... Allora, dipende dalla condizione. Come una piazzola come questa, molto ben illuminata, io quando sono stato a 500 piedi da qui ho visto la piazzola perfettamente illuminata, li ho tolti e sono sceso con gli occhi. La piazzola ma se va in una piazzola poco illuminata o addirittura neanche illuminata, capita ogni tanto che le piazzole le accendono normalmente le ambulanze che arrivano a portarci il paziente. È successo ancora che non è ancora arrivata l'ambulanza, quindi la piazzola era spenta. E con questi si arriva in pieno buio. Naturalmente voi piloti rimanete estranei dal paziente, però credo che un po' di emotività ci sia lì, no? Sì, assolutamente. Io chiedo sempre di non farmi sapere del paziente, perché potrebbe essere un carico in più sapere che è un bambino che è davvero grave, così, perché io voglio partire con 5 persone a bordo e le voglio portare a casa tutte, indipendente da tutto il resto. E quindi la mia missione è portare a casa le persone che ho con me, oltre che me, e poi fare il possibile per quello che dobbiamo andare a fare. E vedo che davvero certe volte fa la differenza.